La Regione Veneto ha stanziato 6 miliardi per migliorare e rilanciare l'immagine del Veneto nel mondo. Un'immagine che andava perdendo il suo fascino più o meno discreto, a giudicare dal calo del flusso turistico negli anni 83-85. In quegli anni, infatti, gli stranieri avevano dimostrato di preferire altre spiagge o altre montagne rispetto a quelle offerte da casa nostra. Naturalmente la cosa non piacque all'assessore Panozzo, responsabile del turismo in regione. Così si cercò di correre ai ripari, migliorare il look, come si suol dire, o meglio l'immagine della nostra terra presso i danarosi clienti europei ed extraeuropei. Lo sforzo compiuto, assicura l'assessore, ha dato buoni risultati. Infatti i turisti sono tornati a frotte nel paese del sole e dell'aria pulita, almeno nei Deplians. Ma non basta. Una ciliegia tira l'altra, così Panozzo ha deciso di far lievitare ulteriormente il turismo per il prossimo triennio 88-90. Come? Intanto investendo una consistente fetta del bilancio regionale, 6 miliardi, che saranno spesi non soltanto per una pubblicità mirata tipo tour operators, ma puntando soprattutto sul grosso pubblico, la cosiddetta opinione pubblica. Per raggiungere queste masse la Regione propone una serie di giornate venete per presentare in grandi centri urbani all'estero ciò che di meglio offre il nostro mercato da un punto di vista commerciale e ambientale, culturale, folcloristico e gastronomico. Verrà a tale scopo acquistato un camper che funzionerà come ufficio mobile di informazioni turistiche per l'Italia e l'estero. Sarebbe troppo lungo elencare le iniziative particolari che rientreranno nel budget regionale. Vanno dalla partecipazione a borse e fiere internazionali al contenimento dei costi del traffico aereo, al sostegno a manifestazioni in centri storici ed artistici nel Veneto. I 6 miliardi non serviranno soltanto a quanto pare per sedurre i turisti esteri, ma anche per il turismo interno, dato che sono in calo le presenze italiane nella nostra regione, che tutto sommato rimane tra le più suggestive.